Allora, siamo pronti per una nuova puntata di Lo Sapevo. Qui questa sera ci sono due proloco cariche per la sfida di questa sera, ma è ancora più carico il nostro filologico carnico, che è Enrico Radivo. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Un saluto come sempre da par me, da tutte la società filologiche furlane. Tutto bene? Benissimo. Sì, Tu sicuro? anche? Sì. Salutiamo la mamma. Se tu vuoi salutare anche io, no? Va bene. Sì, ciao, salutiamo. amore della mia vita. Ciao, mamma. Che carino, che coccolo, no? Si dice a Trieste. In carnico invece cosa si dice? C'è amore. C'è amore, c'è amore. Va bene, adesso lo chiederemo alle nostre prologo come si dice che ninino. Lo chiediamo subito a Franco, capitano della prologo di Casarsa. Benvenuti, bentornati. Allora, io dico che ninino, che coccolo, voi come dite? No, diciamo che noi che Ninin, sì. Ninin, sì. c'è Ninin, sì. così si dice? Sì, come... La prima volta lei da capitano sì. della Proloco, quindi si sente questa responsabilità, vero? Tantissimo. La vedo. Però mi fa piacere che la Proloco di Casarsa sia ritornata qui a Lo Sapevo, e invece loro sono quasi, insomma, dei fedelissimi, devo dire la verità, perché sono venuti spesso qui da noi, ci fa molto piacere, la Proloco di Rivignano con Enrico Capitano. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. A te tante ragazze diranno che ninino. Beh, anche da noi si dice Seninin, Seninin. ma con la Z, no? Di solito. Seninin. Seninin. Sì. Tutte le donne a Rivignano dicono così? Beh, a te? insomma. Gran parte. Esatto. Gran Mettiamola parte. così, dai. Seninin, corretto? Beh, sì, giustamente, talor variante che apprezzi sicuramente in quanto filologos, quindi apprezzi in tutte le varianti dal nostro bielici melenghe, che è il furlano. Benissimo, allora pronti con la pulsantiera. Franco, non ti preoccupare perché hai tutta la squadra, hai detto che ti può dare una mano, quindi vai tranquillo. Adesso noi partiamo con la prima domanda e tu sarai pronto, come Enrico, a dare la risposta. Non togliamo punti, quindi già se sbagli non togliamo punti, semplicemente poi andiamo avanti e vediamo come va. Partiamo col primo cubo virtuale, quindi con il primo argomento della serata. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Vogliamo sapere quale comune ha come stemma una croce rovesciata su fondo blu. San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, San Daniele del Friuli o San Pietro Natisone. Lo vedete? Lo stemma con la croce rovesciata fa riferimento a un comune. Ed è proprio San Pietro Natisone, Franco! È partito! Stato per esclusione. Cosa hai detto, Franco? No, sono stato per esclusione. Sei andato per esclusione. Ma quello vedi, lì non... ci vuole, bisogna anche escludere per capire qual è la... invece tu niente. Ma noi le avevamo escluse tutte. Niente, vabbè. Cioè, bisogna escludere il giusto, non troppo. no, Vabbè, non dai, troppo. Enrico, ci riproverai. Franco, bene. Dai che sei partito bene. Adesso andiamo avanti, però, e proseguiamo con il altro cubo virtuale, quindi col prossimo argomento. Enogastronomia. Che tipo di frutto è il petoral, che un tempo si vendeva cotto per le strade? Pera invernale, arancia amara, giuggiola o castagna selvatica? Avete ancora 5 secondi per pensarci. Rivignano dice arancia amara e non è così. Casarsa aveva ancora la possibilità di rispondere, ma il tempo è scaduto, era la pera invernale. Non eri convinto su questa risposta, quindi Sì, no, mi era venuto in mente la pera dopo. invernale. E invece a Rivignano non esiste, c'è questo tipo di... No. Mai sentito, mai sentito. Vabbè, andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Franco, ce la fai o ti diamo una mano? Ce la fai. Cultura, avete più tempo e più punti in palio. Parliamo di Luigi Mestroni, scomparso 2 anni fa, era un uomo di spettacolo con quale nome d'arte? Beppino Lodolo, Dario Zampa, Gelindo, Titilitti o Srindule? Ed è Gelindo, Titilitti. Bravo Franco.
Oh, finalmente ha trovato la posizione corretta. Stai fermo così, eh? Ero girato. Sì, Franco, stai fermo così, tenetelo fermo. Non mi muovo. Bene. Niente, voi siete andati con Dario Zampa, cosa avete detto? No, la D. Con la D. Sdrindole per sbaglio. Siete andati su Sdrindole, ma non è così, anche se lo salutiamo. Ma andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, poi vediamo com'è la situazione punti. Sport, vediamo chi è il più sportivo. Parliamo del portiere dell'Empoli e della nazionale Guglielmo Vicario, che è cresciuto nelle giovanili di quale squadra friulana? L'Ancona Udine, Tila Ventina, Porgorizia Gemona. Casarsa dice Ancona Udine. Vedi che piano piano, girando e voltando lì Sì, così... mi sono girato di qua, va Ti bene. sei girato di lì e hai preso la direzione giusta. Va bene. Qui Enrico, che succede? Non so. Sei sconcentrato? No, ma... No, vabbè, dai, adesso siamo solo all'inizio. Ma è Siamo così. solo all'inizio, adesso andiamo avanti e vediamo Oibò. il prossimo quiz e poi chiederò alla regia il punteggio. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quanto distano in linea d'aria il ponte della Delizia e quello di Madrisio? 29 km 200 metri, 17 km 500, 12 km 800, 21 e 100. Niente da fare. 12 km 800 metri. Ora manco. Allora vi propongo di tornare indietro e fare il calcolo. Proprio prendere Con sulla tutte le volte che l'ho fatta, fra l'altro. vede, bisogna tenere il conteggio di chilometri perché se poi venite qua dovete essere preparati. Niente da fare. Però fate il calcolo dopo e vediamo se effettivamente è così. Allora, vediamo, chiedo alla regia il punteggio. Casarsa è a 14 punti, Rivignano ancora 0. Però, voglio dire, vabbè, adesso lanciamo il primo proverbio, poi ci sono i giochi in friulano, Come sei tu col friulano? Il professore, il mio tutor è lì. Ha fatto il corso per Enrico? Sì, è stata accanto il SCIOR, il corso numero ci 3, posso quindi credere. ricordiamo anche a tutti i telespettatori che la Società Filologica Furlana in periodo di pandemie ha ideato il format dal corso in linea, quindi è stato fatto per 2 viazzi il corso di primo livello, per 2 viazzi il corso di secondo livello e giusto un par di fa, lunis, di una settimana e mezzo fa, è stato inviato il terzo livello dal corso da il nostro amico l'ha iscritto. Quindi doppio, cioè se sbaglia bisogna... Sì, appunto. veramente Cioè- gli ritirini due a testata, la che fa per no, perché... sì. Vabbè, dai, complimenti. Per quello hanno deciso lui come capitano. Nulla è mai lasciato al caso per un vero filologo. Sul serio, sì. Vabbè, se lo dice lui ci penseremo se è davvero così, ma chiedo alla regia di proporre il proverbio che il nostro Enrico leggerà perché Enrico invece di Rivignano avrà la possibilità di darci la risposta. Allora, il primo proverbio che ne propone not è che quando è chiappe fuc la chiase, non bisogna schialdarsi. Ecco. Quindi, come esempio, domandin non una traduzione letterale dal proverbio, ma c'è che vuol dire, quindi nate speraule, qual è il significato di queste detule furlane. Allora, fate un po' di silenzio perché so che volete consultarvi e capire un attimino cosa dire. Andiamo in pubblicità così Enrico può consultarsi con la squadra, daremo a te subito la possibilità di rispondere, se dovessi sbagliare risponderà alla Proloco di Casarsa. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci qua, bentornati a Lo Sapevo. La sfida del Proloco di Rivignano e Casarsa della Delizia, insomma, è una sfida interessante perché al momento la squadra capitanata da Franco è in vantaggio. Franco, che era così teso, non riusciva a stare fermo, adesso insomma è un po' più tranquillo, per dire la verità, perché ci hai preso, adesso hai preso la mano, no? Al gioco. Sì. Ecco.
E poi insomma la tua squadra ti sta dando una mano. Sì. Poi avremo l'occasione anche per parlare delle vostre iniziative, come naturalmente delle iniziative della Proloco di Rivignano. Ma ci siamo lasciati con un proverbio. Il primo proverbio... In lenghe furlane, in Hai marilenghe. capito? No, ma nel senso, scelto da Enrico. Scelto, Allora andiamo a rileggerlo. Allora, il primo proverbio che noi vi proponuto è che quando chiappe fuc la chiase, non bisogna schialdarsi. E quindi vi domandate a proloco di Rivignan qual è il significato di questo proverbio. Sì, che cosa si intende dire? Enrico, sei pronto? Sì, ci proviamo. Vai. Allora, l'idea potrebbe essere questa, nel senso, se c'è un problema non approfittarne della situazione che si è creata attorno, quindi saper individuare il problema, cioè nel senso il nocciolo del problema, e quindi affrontare il problema senza approfittarsene, insomma. Mi dispiace, ma passerei la parola alla proloco di Chiasarse per lui sentire è così. una spiegazione un tipo più completa che hai sentito da Rivignan non mi ha convinto. Ma secondo noi invece significa, dato che è il FUC e non schialdarsi, di trovare velocemente una soluzione al problema che si è presentato. Rimanendo calmi ovviamente, no? Quindi non perdere tempo. neanche in questo caso dare la risposta esatta perché tutti e due disegni si sono centrati sul problema. Questo proverbio invece sei come lui, come sto io un tic balance il proverbio in realtà dice che bisogna darci da fare, indipendentemente che settino i problemi o no, quindi il proverbio sia sta, come avete detto, già un problema, che il da chiesa che bruce, non bisogna chiedere una soluzione che il problema, ma il proverbio è in più generale, ovvero che ta vita in qualsiasi caso, dai momenti miei e in che bruci, bisogna darci da fare. Quindi questo era il significato del proverbio, quando brucia la chiesa non bisogna schialdarsi, venga sta che bisogna darci da fare in ogni caso. Così, è lui il giudice, prendetevela con lui, a fine trasmissione, io insomma, è lui che decide e quindi nessuno conquista 5 punti. No, purtroppo no. Quindi, partiamo con i quiz? Enrico, pronto con la pulsantiera perché andiamo a vedere subito il primo cubo virtuale, quindi l'argomento e poi naturalmente la risposta alle nostre proloco. Vediamo il primo argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Comune di soli 650 abitanti, comprende anche la frazione di Cornappo, Platischis, Prosenicco, Andrei, Taipana, Attimi sull'Usevera. Quale delle 4? Ed è Taipana. Comune conosciuto da Enrico? Sì, sei anche un frequentatore di Taipane. Ah. Taipane che come vi ho detto a domande come ha circa 650 abitanti. All'inizio del Novecento aveva 3700, quindi un bel po' di più. Purtroppo il paese come tanti delle nostre zone di monte, sia quindi Chiarnie, Tarvisian, ma anche da zone dal Chianal, dal Tor, si stanno purtroppo spopolando e che è dato a chiacchiere in proprio di questo. Taipane che fino al 1931 non esisteva come comune a sé, ma il comune era a Pletischis, che è appunto la frazione che era anche città. Altre curiosità di Taipane, il stemma comunale che riporta un ors, che tiene in mano un tocco di tei, di tiglio in italiano, ors appunto che è un animale che in queste zone si lucchiata in Chimocumo, che entra da ogni Slovenia, e quindi il stemma comunale riporta questo animale che è comunemente presente in questa zona. Bravo Enrico, brava la proloco di Casarsa. Enrico, insomma, adesso Non ci demoralizziamo. No, adesso partiamo con altri quiz. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi vediamo subito l'argomento. Enogastronomia. Parliamo di vino. Il Terrano, tipico vitigno carsolino, appartiene a quale famiglia di uve? Cabernet, Sangiovese, Refosco, Glera. Ah, vedi che sul vino, sul bere non sbaglia. Determinante l'aiuto del tuo compagno? Assolutamente. Che si occupa di
È stato un suggerimento Ai divino. Plus Baby, fin capì che ai Plus No, Baby vabbè, ma adesso comunque non l'importante è che ci sia l'apporto di tutti. insomma, Assolutamente. no? Enrico, Suggerimento su. divino in Sì. questo caso. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo. Terrano dicendo Strobuto, Ah, per ogni sul vai, terrano, vai. lei sa tu mi permezza, Sì, anche vai. un doc, il Carso Terrano Doc, che l'è fatto appunto col vitigno terrano da cadenti ci mette anche un tic di Pinot Neri, che svinca, quando era in sotto l'impero austro-ungarico, l'era doprata anche come medicine, perché crescente su queste stiere dal Carso, che sono tanti sciores di fier, caldanti il color rosa a tiere dal Carso, il vino al chiappe su queste elevate percentuali di fier e il vino alle doprà come cure contro l'anemia con ottimi risultati, quindi bisogna particolarità provare, anche queste qui dal terrano. Bene, qui sul terrano non eri preparato. Stavamo pensando. Vabbè. Vabbè, dai. Andiamo avanti con i prossimi quiz, subito l'argomento nel cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, andiamo nel 1879, la prima ascesa al Monte Sernio suscitò molta curiosità perché fu compiuta da un ragazzo di 16 anni, da un prete anglicano, da 2 donne e da un principe. Quale delle 4? Ah, vedi che ci ha preso gusto, bravo! Enrico, Sì. bravo, tu? E lui ci dice che erano le 2 Proprio donne. dos femines, erano Anna e Giacomina Grassi, dos sur Chiarnieles anche loro, che sono state le prime là insomma dal Monte Sernio, queste monsore Paular, fa Paulare Muec, che era considerate inespugnabili, quindi è stata un'impresa anche che delle sorelle Grassi, prime cordate in assoluto femminile in tazzone. Le due sorelle avevano una terza sorella anche che alpiniste e due anni prima avevano fatto una traversata incredibile partendo da Valresie, l'anno sul Canin, smontata con Caprevala e venendo giù a Sella Nevea, accompagnate da Giovanni Marinelli, geologo, storico e duce che aveva. Quindi erano proprio le sorelle Grassi che dopo hanno fatto chiappare il titolo al Sernio di Monte das Femines. E quindi alla RBL riguardare, sono ridotte in cash mese, che è ottobre, che è il mese rosa, un mese da prevenzione al tumore al seno. Bravi, bravissimo Enrico, bravo, complimenti anche per questo ricordo. Allora chiedo alla regia se può proporci il punteggio attuale, visto che Rivignano ha recuperato un po' di punti. Casalsa 18, Rivignano 6. Andiamo avanti con i prossimi quiz. E quindi con il prossimo argomento, vediamo il cubo virtuale. Sport. Parliamo del calciatore originario di Campoformido Marco Mariuzza che morì nel 1955 a soli 27 anni come annegato per un incidente di gioco, in un incidente aereo o ucciso in una rissa. Quale tra queste 4? Ancora 6 secondi. Non è la D. Ma nemmeno là, per un incidente di gioco invece. Andiamo avanti subito perché poi vi voglio vedere con il Friulano come va. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, la Prolocco Nedische Doline, in quale zona opera? Spilimbergo, Sgonico, Rupin Piccolo, Valle Natisone e Savagna di Sonzo. Casarsa è stata più veloce. Più veloce è stato Franco. Per poco, vabbè, capita, Sì. Però adesso io direi alla mia regia di proporre la sigletta, perché Enrico, prima della pubblicità ti faccio scegliere la busta. Va bene. Quindi adesso è arrivato il momento di Tra due lingue. Vediamo se siamo pronti il jingle. No. Eccole qua. Gli sbustutis, le son proprio loro, famosissime son proprio loro. sbustutis.
Perché avete visto, è il nuovo format anche del friulano, no? Così, con questa versione più elegante, no? Certo. Ecco. Allora, la 1 o la 2, caro Enrico? Dai, andiamo sulla 2. La 2 perché? Oh, così. Mi ispira fiducia, sperando ce ne sia. C'è fiducia nel senso che preferiresti dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Dal Pensaci, friulano va. all'italiano. Dal? Friulano all'italiano. Lo ritieni più semplice? Diciamo che possono essere complicate tutte e due, invece, no? caro amico, è il contrario. Vedi? E adesso noi Allora andiamo in meglio. pubblicità e subito dopo la pubblicità rimanete sintonizzati perché partiremo con il gioco in friulano. Enrico della Proloco di Rivignano è quasi pronto, Enrico l'altro, il filologico, invece è prontissimo a eventualmente intervenire se dovesse sbagliare, giusto? Sinti Parkel. Ecco, bene, allora ci vediamo tra poco, lo sapevo. Bentornati. Questa è la Proloco di Casarsa, tra poco riprendiamo anche la Proloco di Rivignano, capitanata da Enrico, perché insomma avete vissuto minuti di tensione adesso, no? Durante la pubblicità in attesa della busta e delle parole, in particolare 10 parole che tu mi dovrai dire in friulano, io in italiano. Se sbagli si riparte dalla prima parola e 1 minuto di tempo totale. Quindi partiamo dalla prima parola, se la regia è pronta, che è lupo, Lu, coniglio, Cunin, asino, Mus, riccio, Ritz. scoiattolo, No, aspetta. No. scoiattolo. Prova a dirlo perché poi ripartiamo. È scoiato, ma non è scoiato. Lupo, Lu, coniglio, Cunin, asino, Mus, riccio, Ritz. scoiattolo. Che Rivignano non ci sono scoiattoli, Ma non li vedo. pensavi i cassetti, pensi i cassetti non anche a Rivignano? Oddio. Scoiattolo, ancora 17 secondi. Nove secondi. No, Il tempo è scaduto. È la sghirate. Ce l'avevi lì, no? Ma sghirate sì, da perché non è da qualche tanto anno, che ho sì. parlato con qualcuno che mi ha detto che avevamo parlato di Ah, sì? scoiattoli. Ma vedi, ma ti devi vabbè. memorizzare le cose. Allora, Maggiolino poi Il c'era. scuscion, Ecco, scuscion, ci saremo bloccati di nuovo. probabilmente. Ghiro, la glir, Scarafaggio, il grison, Topo la surish e l'anatra. e la razze. Allora, fino a Riccio 4 punti, quindi conquistati da Rivignano. Dai, comunque, Vabbè, insomma, dai, adesso ti ricorderai scoiattolo sempre. che non me lo ricordo Vero. più. Quindi 4 punti conquistati da Rivignano, è arrivato il momento di casarsa con la busta numero 1. Questo è il gioco più temuto, lo so. Però insomma, sei fresco di corso, di testato, Sì, cosa... alla avuto due a testa, sì. Due, mica Hai da uno. dire che sei stata avonde triste con le parole di Furlan, che sbiace però sei là. Perché queste sono le parole con la S. Lei lo in Furlan, No, siccome no, il titolo è... io non ho a testare. Il Dai. titolo in Furlan è... lo hai a chi? Per aules con la S sorde, che Franco, vi infatti il corso, No, il dovere sapere perfettamente no. qual che è la S sorde e non Sì, la ma S non diamo sonorose. suggerimenti che poi... Allora, parlanti di filologia, anche poi amici a chiesa. 1 minuto di tempo. Adesso sarà da ridere che lo dico io questa S sorda, vediamo. E tu me lo dirai in italiano, quindi. Va bene. Partiamo con la prima parola. Bussade. Bussade. Bacio. Sbassà. Abbassare. Pissande. Cascata. Sassin. Assassino. Dislassassi. Eh, un po'. sciogliersi. Sì. Russa. Grattare. Zessa. Ze? Zessa.
Gessà. Gessà. Vabbè, c'è anche scritto lì. Stirare. No. Gessà. Bussade. Bussare, baccio. Sbassà. Abbassare. Pissante. Cascata. Sassina. Assassino. Dislassarsi. Sciogliersi. Russà. Grattare. Gessà. Tempo scaduto. Amidare. Lo avevi sentito da Sciore, mi Ma pare non ingessare. vale. Sì, no, dicevi che boh. non l'ha ascoltato il suggerimento. Ingessare, Ingessare. gessare, Ma ingessare. dove sono questi attestati? Vediamo gli attestati. Dove sono gli attestati? Vabbè. Li ha comprati, Poi, allora, Era bene che è la braccio l'adresse, braccio l'adresse, la bambinaia, braccio l'adresse. braghessà e Pontificare, Pontificare. e tira adresse. la filandaia, la filatrice. Vabbè, allora, fino a grattare, Buon, tanto ne abbiamo Quindi- fatti 2, 4, 6. 6 punti su 10. E 2 attestati. E 2 testate. Eh, E 2 so- testate. Va bene. Ok, è andata. Com'è stata questa esperienza? È impegnativa, ma dai. Beh, va bene. Allora, vediamo, chiedo alla regia se è possibile vedere il punteggio aggiornato ai punti conquistati adesso nel friulano, se è possibile, e poi ripartiremo con i quiz. Quindi 6 punti conquistati da Casarsa e 4 da Rivignano. Vediamo se possiamo vedere la grafica. Casarsa 28 e Rivignano 10. Però andiamo avanti. Nulla hai perduto, sono i mogiux in furlan, hanno dato i proverbi, in tante domande. Adesso mi porti via il lavoro, va bene. Adesso andiamo a vedere il cubo. Andiamo a vedere Andiamo a vedere il cubo argomento, virtuale, il sulle cubo prossime virtuale. domande. Prossimo argomento. Dai, che prima non lo fai tu. Dai. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. A quale nobile longobardo è associato l'antico convento di Sal di Povoletto? Pildrut, Astrid, Ingrid, Gertrud. Nobile longobarda, una donna, scusate. Oh, Enrico, bravo. Bravi. L'hai saputa tu, Enrico? Chi è? È sempre lui, quello del vino che sa Quello tutto. del vino, Bravo. Allora, Enrico Oppure, invece ci forse alla racconta. Let, la patria dal Friul, l'unico periodic in lingue furlane, che andare qualche mese fa un interessantissimo articolo di Diego Navarria su Piltrude, che era questa nobile longobarda, che ha avuto 3 figli, che ha fondato un po' di monasteri a Torpatiere furlane. In un di che dopo essere stabilite, quindi era sta dentro all'Iculas Muinies, questo monastero che era appunto a Salt di Paulet, Salt di Povoletto, quando al monastero alle Scirat, queste Muinies sono andate a Cividal e ci sono portate da i resti terreni, i Come si dice? Ah, Wes. i Wesh di queste Pirtrude che sono contenuti al tempiut longobard che è a Cividal, quindi sono dei resti che sono in lì. E dopo ovviamente accrescono le leggende, perché stiamo trabalhando dall'8° secolo d.C., quindi le leggende dopo sono tantes. Ieri sicuramente state badesse di questi monasteri, iniziale a Salt, non ha sicuramente creato nessun ordine di muinies, siccome non era una muinie, però è la testimonianza di come anche i Longobardi avevano un fortissimo attaccamento per le nostre bellissime metiere e avevano anche queste parti di cristianità legate appunto alla creazione di questi monasteri. Bravo Enrico, che è sempre preciso. Andiamo avanti con i prossimi quiz, quindi pronti con le pulsantiere, andiamo a vedere l'argomento. Cultura, qui avete più punti e più tempo. Paolino d'Aquileia, patriarca d'Aquileia, scrisse un poema sulla fede che dedicò a chi? Carlo Magno, Carlo V imperatore, Carlo III d'Inghilterra, Carlo il Calvo. Bene. Franco. I tempi, sono andato per i tempi, no? I periodi, c'era Paolino. Non Dimmi Franco, cos'hai da dire? No, sono andato anche qua per esclusare sui Ma tu sui escludi tempi, sempre no? le cose corrette, Che alcuni però, erano bravo. troppo recenti perché Paolino d'Aquileia potesse dedicare. Visto Enrico come si fa?
Carlo III d'Inghilterra. Un po' duro. Va bene, andiamo avanti con i prossimi quiz, il prossimo cubo virtuale. Enrico, fai attenzione che potrebbe essere interessante. Territorio, ma parliamo di donne, di Miss Friuli Venezia Giulia 2022, Alice Tonuti, 24 anni, di dov'è? Di Tarcento, Turiacco, Tolmezzo e Tarvisio, vedi che lo sapevo. Enrico, sapevo che qua avevi occhio. Vedi. Hai dato tu la risposta o no? Hai dato tu la risposta? La vedi? È lui Eccolo. che si occupa del tema, no? Va bene, dai, almeno qualcuno, insomma. Insomma. Bene, andiamo avanti. Qui invece no, davanti. È argomento loro, che sono più... No, c'è Christian. Ma vabbè, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Cultura, più tempo e più punti in palio. Il 22 ottobre di 156 anni fa si svolgeva in Friuli un evento epocale. Quale? La conquista austriaca, il referendum sul divorzio, la rivolta di Osopo, il plebiscito per l'Italia. Qui avete ancora 16 secondi. Non è la rivolta di Osopo, ma è il plebiscito per l'Italia. C'è stato un mix. E ce lo racconta Enrico. Sì, allora quindi il 1966, plebiscito per l'Italia, quindi mancava un ultimo tocco d'Italia che ha entrato a far parte di che era il neocostituito Regno d'Italia. Allora appunto la regione dal Veneto e la provincia di Mantova. La regione dal Veneto allora ovviamente anche il Friul, Diavant il Friul Imperial, quindi Gorizia e Trieste, e la parte di Pontebe. Risultato di questo clamino referendum, di questo definito appunto plebiscito, perché il 99,9% dei votanti alla deca voleva entrare in Italia. Di che il 0,1% che erano siano 70 persone che hanno detto che non volevano stare in Italia, 40 erano in provincia di Udine, quindi di queste piccolissime parti, gran parte era in Furlans. Ovviamente questa qui dopo la portata all'annessione dal Friul, portando dopo i primi di novembre con l'entrata di Vittorio Emanuele II a Vignesi, con la sciere anche da parte politiche da terza guerra d'indipendenza, quindi la formazione del Regno d'Italia. Bravo Enrico, ha studiato. Andiamo subito con il prossimo cubo virtuale, quindi andiamo a vedere immediatamente l'argomento. Sorpresa, avete più punti, più tempo in palio e ci occupiamo di un personaggio, figlio di un antropologo, da poco compiuto 80 anni. Chi è tra questi? Enrico Peter Langer, Giorgio Schiberti, Francesco Tullio Altan, Ferdinando Vicentini Orgnani. Sì. Ed è proprio Francesco Tullio Altan, di cui dovremmo avere anche una foto, invece questo è il nostro... Assomigliato un po'? Sì, sarà per quello che ho indovinato. Franco, guarda che roba. Bene, ce l'hai sono fatta. contento magari. Sì, adesso è curioso sapere com'è la situazione. Tu hai tenuto i conti? Orco, che sviace nomi è passato di chi ha? Allora andiamo a vedere, perché la nostra regia avrà tutto sotto controllo per quanto riguarda il punteggio. Lo vediamo perché poi chi è in svantaggio avrà la possibilità subito di rispondere al proverbio, al secondo proverbio. Quindi vediamo se la regia, eccola qua, Casarsa 53, Rivignano 17. Franco, subito. Vabbè, dai, comunque ci sono altri giochi, ma lanciamo subito l'altro proverbio, il secondo proverbio di questa sera, sempre scelto dal nostro Enrico Radivo. Lo vediamo insieme in grafica. Secondo proverbio che Nina propone un snot, Aleca con las bieles peraules e i bruts fats, scindianin sia savis che maz. Come esempio, domandin non è traduzione letterale da detule, ma in un significato, quindi con peraules vostre c'è che sta da ora questo proverbio in lingue furlane. Franco si sta già consultando, Enrico lo farà tra poco perché vediamo il tempo della pubblicità e poi daremo la parola subito alla proco di Rivignano. A tra poco!
Bentornati a Lo Sapevo. In sfida le proloco di Rivignano e Casarsa. Siamo rimasti, se vedete Enrico. Allora è sconsolato proprio. Enrico era lì così. Stavo riflettendo che è andato 50 versioni. Allora, aspetta che penso. pensaci, perché adesso rimandiamo in grafica il proverbio. Lo rileggi, Enrico? Sì, quindi il proverbio a cui stavo pensando il mio omonimo è che con las bieles paraules e i bruts fats, scindianin, savis e maz. Vuoi consultarti ancora un po'? Ho un 30 secondi. Sì, va bene. Perché comunque si sta consultando anche la proloco di Casarsa. È che questa sera sei un po' cattivello. Sì, hai da dire anche con las paraules, rilein le prime tanto che stavi preparando, sei stato un po' triste. Perché gli hai dato gli attestati, no? Quindi ti devi rifare stasera. Va bene. Enrico, c'è più chiarezza adesso? Forse. Ci proviamo. Prova, vai. Allora, vale più, diciamo, le azioni che uno fa rispetto a, diciamo, a quello che dice. Aspetta un momento. Dammi 30 secondi per consultarmi. Con te. Sì. No, vuoi dire altro? Sì. Sì, perché cioè, magari nel mi senso sembra che uno breve. uno magari parla bene, ma diciamo stretto, cioè, Razzo la mano. razzola male, no? Quindi ti può ingannare facilmente. Ok. Quindi, Ascolta più i tuoi cugine, i suggerimenti di tua cugine. No, perché vi notato che Enrico ha sì una super squadra da di lui, però no, al fa di chiasso, fa di testa sua. Quindi sì, hai capito che tu hai di dire, siccome a scuola, hai capito che tu hai studiato, ma non sei sembra. di comunicarlo, però va bene, quindi sì, una a per aules al po' e si brava di dimostrare tante robe, quindi di indianare un po' d'ui, però la robe a cui dovresti fare più riferimento sono i fatti. Quindi diciamo, una traduzione, anche se proprio un omologo, sanno proprio corretta, può essere che tanto fumo e niente arrosto, quindi sapessi presentare bene, però alla fine la sostanza è che nos interessa soprattutto a noi furlani. 5 punti conquistati alla proloco di Rivignano. Eccolo qua. Cosa significa questo? Vediamo se la regia ci arriva. No, non ci arriva. Sigla. Forse ci arriva. Tra due lingue, e ringrazio regia Giandomenico Ricci, Martina Beraldo e Chiara Miscoria questa sera con me. 3 o la 4, Enrico? Boh, andiamo sul dis perché stavolta 3, dai. No, quale vuoi? 3. Ah, 3? Non ho capito, scusa. Quindi ma tu sai sei... che non esce molto la R, no? Ah, la R? Ah, ok. Allora, questa volta Capisci. facciamo un giro tra i paesi del Friuli. Sì. E questa volta dall'italiano al friulano, quindi sarò io a dirlo in italiano. Benissimo. I paesi del Friuli, 1 minuto di tempo, si parte con il primo paese che è Fagagna, Feagne, Palmanova, Palme, Gnove, Palme, Dovevi ripartire. Fagagna, Feagne, Palme, Palmanova, Palme, Amaro, Amar, No. Chiusaforte, no? Fagagna, Feagne, Palmanova, Palme, Amaro, Damar, Chiusaforte, Scluse, Primulacco, Primulac, Savorniano del Torre, Savornian, no, Fagagna, Feagne, Palmanova, Palme, Amaro, Damar, Chiusaforte, Scluse, Primulacco, Primulac, Savorniano del Torre, no, ho già detto quello. Savornian, Fagagna, Feagne, Palmanova, Palme, Amaro, Damar, Chiusaforte, Scluse, Primulacco, Primulac, Savorniano del Torre, Tempo. Savorgnan. Seorgnan. ok, poi c'era Adegliacco, DDA, Racchiuso, Reclus, Scluse, Ziracco Zerac, e
Navoix. Noax, si legge la X? No. È Navoix? Eh sì. Pensa a te. Ah, quindi siamo caduti su Savorniano, quindi 4, 5. 5 punti conquistati da Rivignano. Non è male. Un piede prima, dai. Sei un di prima. Niente manco così, non so più strade. Va bene, caro Franco, tocca a te. Insomma, Al contrario adesso. adesso a te tocca. No, come prima, dal furlan all'italiano. Sì, Ah sì? Eh sì. li sparaoli scolla? C. C. È l'attestato, L'attestato con la C. Allora, partiamo con la prima parola. Poch, Pozzo. quincià, Condire. scomincià, Cominciare. miluc, Mela. Ciuc. ciuc, ciuc, Asino? no, poch, Pozzo. quincià, Condire. scomincià, Cominciare. miluc, Mela. ciuc, Cocciutto. poch, Pozzo. quincià, Condire. scomincià, Cominciare. miluc, Mela. ciuc. Sì, ma che tu. Ciuc. Il ciuc, il ciuc. Ciuccio. Che era il ciuc. Non c'era nell'attestato. Poch, Pozzo. quincià, Condire. scomincià, Cominciare. miluc, Mela. ciuc. Tempo scaduto. insomma. È il formaggio. Ma il formaggio. Ma quando mai? Io non l'ho mai sentito. Perché guardi non si stiarniei, però sul dizionario sul gran dizionario bilinguale italiano furlan, che tais tutti anche la versione online sul sito dell'Arlef, è ciuc, alle tradotto come formaggio. Sì, ma lui non l'hai aggiornato su questo. No, Che la rientra fra le competenze che al dovresti acquisire, si sapere dopo la lingua furlana e di sapere lei che per aula anche se non la conosco, quindi dicerei sul dizionario. Insomma, responsabilità sua. La Rai a Cirillo. Ciuc, formaggio. Poi c'era petec, Pettegolezzo, poi sì. ciucul, zoccolo, ciuetea, ciuetea, zoppicare, istreccia, intrecciare, intreccia, ok, e rudinaccio. il calcinaccio. Calcina. Li sapevo tutti. Allora, 4 punti, caro Franco. Vedi? Perché bastava che fossi in alto. Vabbè, dai, capita, Capita anche a chi ha 2 attestati, pensa un po'. Questo del sud. Vedi? Però pensa la bielaccia anche di Giuca, no Franco l'ha imparato, e insieme a sì. tutti i nostri ospiti qui e telespettatori ha imparato una per aule 9 per riparlare. Adesso invece vogliamo conoscere le iniziative delle Prolocco, del territorio che rappresentano. Partiamo da Rivignano con Enrico che ci racconta un po' quelle che sono le vostre iniziative, anche grazie alle foto che ci avete mandato, un po' le iniziative che sono state svolte nell'estate, ma anche quelle che andrete a organizzare. Esatto. Allora, vediamo se la regia ci propone anche le Beh, foto. diciamo, facciamo una rapida carrellata di quello che è stato quest'anno. Abbiamo organizzato una pedalata ecologica e partecipato ad un evento da cui lei, assieme ad altre Proloco, facenti parte del consorzio Sericus, a cui appunto apparteniamo. E non poteva mancare anche quest'anno, insomma, la Marcia Longa, Marciando tra le erbe, che si tiene ogni anno il 2 giugno. È una marcia longa che, così come anche quella che organizziamo il 1° di novembre, permette, diciamo, alla gente di scoprire un po' quelli che sono il nostro territorio, il Parco dello Stella, così come anche poi tutto il territorio circostante il comune. Un altro appuntamento, insomma, immancabile, che quest'anno, come vedete in questa foto qua, ad esempio, è Guarda che Stella. Guarda che Stella è da un paio d'anni che è stata rivisitata nel suo format, perché diciamo negli anni vedeva la partecipazione di ristoranti locali, quest'anno, così come lo scorso, è stato rielaborato, riportato in piazza un altro tipo di format e rilanciato l'evento. A seguire c'è stato poi il concerto di Vecchioni, le foto. perché questo concerto rientra in un progetto appunto che si chiama Guarda che Stella,
in cui rientra sia l'evento fatto ad agosto, quindi la seconda settimana di agosto, e è un progetto che nasce con l'obiettivo di promuovere le attività locali, il territorio e dare uno slancio a livello turistico, diciamo, del comune di Rivignano Teor. Questo slancio, diciamo, è stato dato, insomma, uno degli aspetti, insomma, di questo progetto è stato l'organizzazione di un concerto, insomma, di un certo peso, un certo calibro, che appunto è quello con Roberto Vecchioni, in occasione dell'inaugurazione della nuova piazza di Revignano, quindi la nuova Agora del Friuli, così chiamata. Avete in programma abbiamo adesso in altre programma un altro grande evento che si può annunciare? si o può no? annunciare, Che assolutamente, ne so, assolutamente, vedevo perché cioè. è un evento che è la Fiera dei Santi, la Ah, Fiera dei ecco, Santi, sì, che noi di che Telefilm quest'anno seguiamo. sarà da sabato 29 a martedì, a mercoledì 2 novembre, scusa. Bene. In questa, quindi niente, invito tutti a partecipare, insomma, a questa kermesse ormai storica, Certo, assolutamente, tradizionale, no, millenaria, del vostro si territorio. dice. E noi come Proloco, insomma, abbiamo, come dicevo prima, la marcia lunga il 1° novembre, la mattina, però ci saranno tantissimi eventi collaterali all'interno di 5 giorni quest'anno, che vi invitiamo, insomma, a venire a scoprire a Rivignano. Poi concludiamo l'anno con Babbo Natale il 24 di dicembre. Che farai tu? No. Chissà, non si può dire, Sorpresa. Babbo Natale. Va bene, dai, complimenti Grazie a tutti. alla Proloco di Rivignano per tutto quello che fa. A Casarsa ci racconta le iniziative Cristian, che fa parte del consiglio della Proloco, del direttivo. Ecco, raccontaci un po', abbiamo anche delle vostre foto. Come Proloco di Casarsa non posso che partire parlando della Sagra del Vino, che quest'anno è arrivata alla 74esima edizione, senza dubbio è l'evento per cui siamo più conosciuti. È un evento che negli anni è sempre cresciuto e adesso, dopo una pausa forzata, è ripartito. È stato un grandissimo successo anche quest'anno, la gente ha dimostrato che aveva voglia di tornare in sagra, e durante la sagra ci sono anche molte attività collaterali che negli anni sono aggiunte. Riesci a raccontarci anche attraverso le foto quello che, Sì. che è stato fatto? Ecco, vai. Per dire, abbiamo anche le premiazioni di Filari di Bolle, che è una selezione di vini spumanti del Friuli Venezia Giulia, che quest'anno è arrivata all'8ª edizione. Abbiamo eventi sportivi, tra cui anche la Marcia del Vino, anche questa che ormai molti anni che viene effettuata durante la sagra, ma c'è anche spazio appunto per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali tramite i molti chioschi che sono affidati all'associazione del paese e anche i punti di degustazione del vino. E anche eventi culturali. E anche eventi culturali ovviamente, anche musicali. Però nonostante la Sagra del Vino sia un grande punto di riferimento, la Proloco non è mai ferma durante l'anno, perché per tutto l'anno abbiamo sempre delle attività continue, in particolare abbiamo una scuola di musica con cui offriamo delle lezioni a dei prezzi agevolati ai ragazzi e adulti che vogliono partecipare, abbiamo dei corsi di ginnastica dolce, gestiti da un gruppo interno al Proloco Primavera 90, dei corsi di fotografia con degli incontri e seminari con i fotografi del territorio di cui si occupa un altro gruppo interno alla Proloco che si chiama Circolo Fotografico F64. Abbiamo una stagione teatrale in lingua friulana e anche la nostra compagnia teatrale dell'Oca Selvaggia che sta preparando un nuovo spettacolo. Hanno fatto uno spettacolo prima in treno, poi in auto, adesso chissà dove ci porteranno a viaggiare col nuovo spettacolo. Bello, bella iniziativa. Abbiamo anche una stagione cinematografica che è partita giovedì scorso e che andrà avanti fino a marzo. E poi cioè, ce n'è già abbastanza, sì. Se volete fermarmi io, se no possiamo continuare, perché veramente... No, perché dobbiamo chiudere la trasmissione, in realtà. Se no vi fa troppo... No, dacci comunque... punti salienti di quello che è magari i prossimi appuntamenti, quelli che ritenete siano più importanti. Per dicembre stiamo iniziando a organizzare un giro presepi per il comune di Casarsa. Poi a gennaio avremo il tradizionale premio Cittadino dell'anno con cui conferiamo questo titolo al cittadino dell'anno, un diploma Humanitas a chi si è impegnato nel sociale e un premio Giovane Talento.
e anche questa è una tradizione ormai che è arrivato al 20° appuntamento, 30° appuntamento in collaborazione con Forum Democratico. Però, tante cose, bravi ragazzi, complimenti, anche voi. Il teatro in friulano non ce n'è dappertutto, quindi è una cosa che ti interessa. Savolin proprio contassi in Pial da Chiarni è partita 3 settimane fa a Comeglians, la stagione furlana, hanno 4 appuntamenti, e settimane passate, che è di Tumiec, 4 serate di ridades, dove a rappresentare la filologica era un filologo di Dutri Spiet, cioè io. Ah, benissimo, bravissimo, proprio... Vediamo invece chi ha vinto la puntata, chi torna in studio e naturalmente ci sarà eventualmente anche il ripescaggio. Vediamo com'è andata questa sera. Rivignano 27 punti, vince Casarsa con 57 punti, 30 punti in più. La prologo di Casarsa torna, lo sapevo, va avanti. Bravo Franco. Ormai tocca continuare. I tuoi attestati hanno portato bene. Sì, no, rischiavo di perderli, quindi mi sono impegnato. E invece la prologo di Rivignano può puntare tutto nel ripescaggio. Puntiamo assolutamente sul ripescaggio. Quindi fateli votare sui social, dappertutto, poi vi diremo come, ok? Grazie. Comunque complimenti per ciò che fate, davvero a tutti voi. Bravi. Grazie di averci invitato a questa puntata. Noi ci rivediamo con la prologo di Casarsa, ci rivedremo anche con Enrico, quindi preparati. Certo. Preparati per le prossime puntate, noi ci rivediamo il prossimo sabato e ringrazio nuovamente la regia capitanata questa sera da Gian Domenico. Ciao ragazzi, grazie, alla prossima. Ciao a tutti.